ringrazio tutti i giornalisti presenti, anche quelli del Venerdì di Repubblica e della Stampa che sono venuti per seguire il giorno 2 di campagna delle elezioni sarde e per l'attenzione che ci stanno dando. È un modo un po' strano quello che stiamo seguendo rispetto alle campagne tradizionali che si sono sempre fatte per le regionali in Sardegna. Abbiamo deciso all'inizio di questa campagna di raccontare una Sardegna con un forte sguardo su se stessa e un forte sguardo verso il mondo. E in questa campagna elettorale abbiamo ascoltato molto i sardi e viaggiato dentro la Sardegna e fuori dalla Sardegna alla ricerca di partnership paritarie con le quali confrontare buone prassi nella costruzione del cammino di autodeterminazione. Abbiamo spostato in avanti di mezz'ora la conferenza stampa oggi perché ho perso il volo da Barcellona ieri. Come sapete mi trovavo in Catalogna per una serie di incontri istituzionali con la Presidente del Parlamento, con la portavoce dell'Assemblea Nazionale Catalana e con un incontro con tutti i rappresentanti dei partiti che stanno sostenendo il diritto di scegliere dei catalani del loro futuro. Sono stati 3 giorni particolarmente importanti e significativi perché nell'Europa attuale, un'Europa in cui tutti gli stati stanno cedendo la loro sovranità tradizionale, il sorgere di legami tra regioni europee che hanno percorsi simili si muove verso l'istituzionalizzazione e attraverso quei legami è possibile riuscire ad accedere a un livello di soggettività europea che attualmente il legame con l'Italia, che ci vede relegati al collegio isole tutto a vantaggio della Sicilia, non ci garantisce. Quindi quello che abbiamo fatto è stato questo: muoverci attraverso un gioco di economie di relazione che conteranno sempre di più negli anni a venire. Quindi ho fatto in tempo a tornare perché c'era oggi una cosa importante da fare, cioè annunciarvi 2 nomi molto significativi della squadra di governo che abbiamo deciso di anticipare ai sardi rispetto alla prassi solita di assegnare le poltrone degli assessorati solo dopo che le urne hanno già determinato i giochi e gli equilibri politici. Noi vogliamo che i sardi sappiano prima in mano a chi si stanno mettendo, chi sono le persone che mettono il nome e la faccia sui progetti che in questi mesi abbiamo costruito assieme ai sardi con i percorsi partecipativi. Avete già conosciuto 8 dei nostri assessori e stamattina ho un piacere particolare nel presentarvene 2 nuovi. Uno è l'assessore al bilancio e programmazione Giampaolo Marras e l'altro è l'assessore agli affari generali Alessandro Spano. Non sarò io a presentarli, vorrei che sentiste la loro voce e che si presentassero da soli. Voglio solo dire che sono 2 nomi di cui sono particolarmente fiera per la storia di cui sono portatori e per le competenze eccellenti che rappresentano l'uno e l'altro. Ribadisco sempre che quello che stiamo presentando non è un governo tecnico, noi non crediamo ai governi tecnici, crediamo ai governi di competenza e di visione, perché i saperi possono benissimo coniugarsi con la prospettiva politica e le 2 persone che vedete a fianco a me incarnano altrettanto bene questa doppia dimensione, questa complessità che dovrebbero sempre ricoprire gli assessori di un mondo complesso come quello in cui viviamo noi. Quindi io passerei direttamente la parola a loro, cominciando dalla mia sinistra per simpatia di parte, Alessandro Spano. Buongiorno, mi ha già presentato Michela. Io ho accettato di partecipare a questo progetto perché credo innanzitutto nel modo col quale loro hanno deciso di procedere fin dall'inizio, che io apprezzo in modo particolare: ascoltare, conoscere, informarsi e poi decidere. Sembrerebbe una banalità, ma in realtà è un fatto nuovo: osservare ciò che si fa, sentire le persone e poi agire.
La mia storia personale è fatta di tanti anni di attenzione alla pubblica amministrazione, io insegno all'università, mi occupo di queste materie, però me ne sono sempre occupato non solo da un punto di vista puramente teorico e accademico, ma anche un po' sporcandomi le mani, lavorando sul campo. E quindi ho maturato una serie di idee che ho condiviso con il suo gruppo, e da lì è nata l'idea di partecipare a questo progetto. La Regione è una macchina enorme, pensate che ha oltre 4.000 dipendenti solo la Regione, senza parlare poi di tutte le strutture collegate, enti, agenzie regionali, e quindi la complessità è grandissima. La struttura organizzativa della Regione deve essere modificata. Avete visto che ieri è stata approvata una piccola modifica alla legge 31 che riguarda, diciamo, l'organizzazione fondamentale della Regione, ma riguarda solo aspetti di tipo contrattuale prevalentemente. L'impianto della struttura organizzativa è un impianto che deve essere modificato. Ci sono tantissime duplicazioni di competenze, tantissime sovrapposizioni, e questo chiaramente va a scapito dell'efficienza e della qualità dei servizi che vengono erogati dalla Regione. In un periodo come questo la Regione ha un ruolo fondamentale, pensate al rapporto con gli enti locali, il supporto alle persone in difficoltà. La Regione al suo interno ha delle potenzialità enormi. Non è vero che tutti i dipendenti regionali sono dei lazzaroni, dei fannulloni, ci sono delle persone eccellenti, delle persone magari meno eccellenti, ma comunque delle persone che devono essere messe nelle condizioni di lavorare al meglio. Ora noi riteniamo, io in modo particolare ritengo, che queste condizioni ancora non siano state raggiunte. Pensate al nome stesso dell'assessorato, affari generali, personale e riforma della Regione. Il nome indica che noi stiamo riformando da 30 anni. Probabilmente è giunto il momento di farla questa riforma, magari togliere il nome riforma dal nome dell'assessorato e far partire veramente un'attività che vada a valorizzare le persone con l'occhio al cittadino. Quindi le 3 direttrici fondamentali sono la modifica della struttura organizzativa, il maggiore coordinamento all'interno, perché i vari assessorati spesso lavorano per compartimenti stagni, spesso il braccio destro non sa quello che fa il braccio sinistro, ma questo comporta una frammentazione degli interventi, comporta una dispersione degli interventi, e laddove c'è anche poi una carenza di risorse, questo vuol dire che le risorse non vengono concentrate e soprattutto non vengono condivise le azioni da intraprendere. E il terzo ambito è appunto quello di azione sulle persone, di valorizzazione. Ovviamente questo non vuol dire trascurare gli aspetti relativi al merito, ma vuol dire dare a ognuno l'opportunità di dimostrare che merita. Sempre molto modesto, ha detto: io insegno all'università, io mi sono avvicinata al percorso di Alessandro leggendo i suoi libri e sentendo parlare di lui. Una persona che ha scritto molto e ha lavorato molto anche in formazione sui temi dell'economia, della pubblica amministrazione e dell'applicazione di nuovi modelli di processo al lavoro della pubblica amministrazione. Ci siamo conosciuti, mi piace raccontare questo aneddoto perché ho intravisto una sua lezione fatta a privati su questi temi e ho pensato di chiedergli se aveva voglia di dedicare qualche ora di formazione al nostro gruppo politico, perché lui è un sapiente di questa materia e noi lo siamo molto meno, quindi quando uno non sa bene le cose se le fa spiegare da chi le conosce. E lui era molto sorpreso di questo, perché ha detto: in tanti anni non mi è mai successo che chi si candida, che è un politico che vuole andare a fare politica e non sa niente delle cose di cui va a occuparsi, chieda a chi le sa di spiegargliele prima. E questo, insomma, credo che la fiducia sia nata all'interno di questo percorso, il riconoscimento che appunto chi conosce le cose è una risorsa per chi fa politica. Il fatto che chi le conosca ritenga la politica una risorsa per realizzare quello che ha studiato, quello che sa fare, quello che sa progettare, mi sembra un buon incontro tra sapere e poter fare, che non sempre si è realizzato al governo della nostra regione. Giampaolo Marras, sindaco di Ottana, se il viso vi è già familiare. Grazie. Perché condividere questo percorso? Per diversi motivi. Primo, perché in realtà il mio percorso in comune ha dei contenuti che si ritrovano in questi del progetto. Questi del progetto di Sardegna Possibile.
Io ho iniziato un'esperienza civica che mi ha portato ad essere sindaco del paese, con dei contenuti, indico solo 2 o 3 cose. Ho fatto il giuramento in sardo, ho depositato il programma in sardo, ho valorizzato le tradizioni con i marchi, la denominazione collettiva, ho investito soldi del misero bilancio comunale per l'acquisto di una fetta di monte, visto che bisogna, ritenuto necessario, puntare sull'attività di rimboschimento. Ma giusto per dire 2 o 3 elementi che poi ritroviamo su scala e proporzioni diverse anche nelle idee del programma di Sardegna Possibile. Quindi un percorso che mi trova molto vicino dal punto di vista amministrativo, e ritengo che sia anche arrivato il momento di dare un contributo diverso alla politica sarda. La situazione della realtà in cui vivo è nota a tutti, una profonda crisi che mi ha portato a dire non posso stare a guardare ancora o a ritirarmi nelle stanze del palazzo, c'è bisogno di nuove idee, c'è bisogno di una ventata di freschezza, e se devo guardare lo scenario politico regionale non vedo nelle altre proposte delle idee e delle persone che hanno voglia di fare chissà quale rinnovamento. L'idea di assessorato che invece ho in mente è finalmente un assessorato che ha voglia di riacquisire una strategia nuova, per cui diventa il nuovo cuore pulsante di tutta l'attività. È un modo nuovo di interpretare la programmazione. Finalmente si dà strategia e il bilancio fa quello che deve fare, segue a quelle che sono le attività di programmazione e non diventa solo uno strumento contabile o di rendicontazione dei vari assessorati. Per fare questo occorre, come è stato sottolineato più volte, una integrazione vera ed efficace non solo tra gli assessorati ma anche tra gli assessori e le relative strutture. Quello che ho in mente è un assessorato che guarda in alto a tutti gli strumenti europei e statali, fa in qualche modo il centro propulsore con il centro di programmazione delle attività che devono cadere nei territori a seconda delle vocazioni dei territori. Anche questa mi sembra una novità importante di fare politica, nel senso che ascolteremo i territori non considerandoli come periferie che non hanno conto, ma puntiamo sul micro sviluppo di ogni area dell'isola. Le parole chiavi sono poche: innovazione intanto e formazione continua, vista come possibilità di riqualificazione trasversale in tutti i settori. Quello che ho in mente è riaccendere un motore di una macchina che è spento. La Sardegna non può continuare ad essere rappresentata come una cartolina di un'isola che danza. La Sardegna vuole esprimere, vuole fare attività, vuole lavorare e vuole soprattutto confrontarsi e avere la possibilità di confrontarsi con le altre regioni d'Europa. Questo è quello che ovviamente grandi linee ho in mente, e su questo lavoreremo da oggi in poi, sperando che chi ha la possibilità di cambiare veramente le cose, cioè con lo strumento del voto, capisca la bontà del nostro progetto, ma anche la strategia del nostro progetto, che ripeto è una novità. Come novità inizialmente sarà guardata un po' con attenzione e con prudenza, però avremo argomenti e contenuti per convincere che appunto non ci sono
piani B per la Sardegna, esiste solo il piano A ed è il nostro. Grazie. Modesto a sua volta ha detto: da oggi cominceremo a lavorare. In realtà non solo ha già lavorato e stiamo lavorando, ma ho il piacere di vedere in alcune serie diverse persone che hanno supportato proprio il lavoro di progettazione e continueranno a farlo in questo mese che manca e certamente anche dopo, che hanno supportato insomma il lavoro di progettazione. Sono persone discrete, non ve le indicherò, ma sono molto significative per la loro esperienza, per la loro provenienza e per il tipo di visione economica di cui sono portatrici. Per un motivo semplice: per noi bilancio e programmazione non è un assessorato tecnico. Il bilancio di quest'isola ha risorse economiche, ha risorse naturali e ha risorse umane che fino a questo momento non sono mai state considerate una voce in attivo. La prima voce in bilancio della Sardegna sono i sardi. Un'idea di progettazione delle risorse che metta al centro la valorizzazione delle persone, dei loro saperi, dell'innovazione di cui sono portatrici, della loro formazione, cultura e di tutto un modo di riprogettare il fare impresa in Sardegna. Cioè, lo strumento dell'assessorato bilancio e programmazione ha un amministratore, non ha un tecnico, non ha un commercialista, non ha un economista, ha un amministratore, uno che è abituato a gestire la complessità delle risorse e nel caso di Giampaolo a pagarne in prima persona le conseguenze. Ritengo che questa nomina, questo suo nome sia particolarmente significativo nella collana di perle che fino a questo momento abbiamo voluto comporre come governo possibile per quest'isola. Quindi io ringrazio sia Giampaolo che Alessandro per aver accettato questa esposizione, perché sapete bene che è un'esposizione che costa, nel senso che per un mese si prendono le sberle di un assessore senza il potere dell'assessorato, quindi si paga questo prezzo qui e ci si espone spesso da posizioni dove sarebbe comodo rimanere, diciamo, trasversali o quantomeno neutrali, quindi onore anche al loro coraggio. Se c'è qualche domanda credo che saremo lieti di rispondere. Volevo chiedervi se avete terminato, diciamo, l'attività di ascolto nei territori e quando sarà a disposizione il programma complessivo, cioè la somma di tutti i piccoli programmi che avete presentato in queste settimane. Sì, abbiamo terminato l'ascolto il 5 di gennaio proprio qui a Regina Margherita con l'Open Space Technology sulla salute e in quella occasione abbiamo presentato anche l'assessore alla salute Pino Frau, che si trova anche qui in sala. Gli assessori si sono frequentati molto in queste settimane proprio per interscambiare visioni, scelte, potenzialità di relazione, di sinergia tra i diversi ambiti di lavoro. Il programma nella sua complessità intendiamo presentarlo dopodomani, quindi oltre il 16, il 18, in questa stessa sede a Regina Margherita, insieme agli ultimi 2 assessori che mancano. Quindi vi presenteremo la chiusura della squadra di governo e anche la roadmap di lavoro per i prossimi 5 anni di governo. Ecco, poi mi interessava sapere qualcosa di più concreto rispetto diciamo, a ciò che è successo nei giorni scorsi in Catalogna, cioè rispetto anche a questa istituzionalizzazione delle regioni come la Sardegna, affini alla Sardegna, che cosa concretamente può portare questa istituzionalizzazione a livello di, cioè c'è una coesione che fa diventare un tutt'uno delle regioni piccole diciamo che hanno ambizioni di indipendenza. Ecco, in che modo si concretizza questa nuova unità rispetto anche ai rapporti con l'Europa? Beh, intanto è possibile ottenere già nell'attuale quadro istituzionale una serie di, di cose che per ora la Sardegna non ha. Una tra tutte è la possibilità di considerare partner commerciali tutta una serie di soggetti che prescindono dal rapporto con l'Italia.
Per fare questo è necessario, come dire, avere in testa molto chiaro che l'Italia non è il nostro unico interlocutore, e questo forse non è stato chiarissimo nei governi fino a questo momento. Quindi il fatto che come Sardegna Possibile siamo stati a Londra a parlare con lo Scottish National Party, sia per diciamo, scambiare prassi, sia per aprire dialoghi per le nostre imprese, per i nostri giovani. Abbiamo incontrato moltissimi studenti sia in Catalogna che a Londra, che hanno, come dire, possibilità di rappresentare per noi un ponte. Non sono risorse perse quelle sono risorse investite in terre fertili, sono semi che stanno germogliando. Una delle persone che sta collaborando alla scrittura del programma con noi è una giovane sarda che lavora nello staff di Cameron. Sono risorse di alta formazione che noi teniamo, come dire, in particolare conto, e il rapporto tra queste realtà estere e noi avviene spesso con la loro mediazione, quindi esiste già una sorta di internazionalità dei sardi che non è riconosciuta istituzionalmente. Poi ci sono anche degli strumenti che Bruxelles mette a disposizione per le regioni con interessi simili che progettano insieme. Sono strumenti di finanziamento, sono strumenti che fanno nascere o consolidano rapporti di identità di interessi. Si può essere stakeholders insieme in Europa anche quando non si fa parte della stessa realtà istituzionale. Bisogna volerlo, bisogna costruirlo, bisogna avere la credibilità per costruirlo. E questo è quello che si è andati a fare a Londra con John Campbell dello Scottish National Party, lì in Catalogna con una serie di soggetti che vi ho nominato prima, non ultimo appunto il vicepresidente dell'Alleanza Libera Europea, Jordi Solé, del partito Esquerra Repubblicana, che come dire, è a capo di un consesso riconosciuto da Bruxelles e anche finanziato da Bruxelles di piccole nazioni senza Stato che hanno cammini di autodeterminazione democratici in atto, e dove la Sardegna deve essere rappresentata bene, deve essere rappresentata dignitosamente. Al momento questo non è necessario desiderare l'interlocuzione col mondo, e forse per questo ci vuole anche uno sguardo che ha molto chiara la soggettività, diciamo, della Sardegna come protagonista paritario. Abbiamo avuto anche un incontro con i baschi, qui sono venuti loro, Laura Mitteghi il 3 di agosto è venuta ad aprire con la sua presenza la mia campagna elettorale, quindi sono già 3 i paesi che abbiamo mostrato in relazione a noi in questa campagna elettorale. È una scelta molto precisa, non è che non sono andata chiaramente a fare il giorno in cui apre la campagna ufficialmente, io sono in Catalogna, ha un significato molto importante. È molto importante che i sardi vedano la potenzialità che hanno le istituzioni sarde di relazionarsi con l'Europa. Fino adesso non l'hanno vista. Sì, sì. Adesso faccio una domanda può essere possibile attrazione, diciamo, per il bacino di voti che manca dalla mancata partecipazione di Grillo, dello che avete acquistato, Zappadu, che cosa c'è che può attrarre, diciamo, il mondo di Grillo? Poi secondo, il saluto, diciamo, alle altre coalizioni per la campagna elettorale che parte venerdì e domenica, e poi in sintesi la risposta a un posto che ieri o Mantieri, insomma, ha detto eravamo già il simbolo pronto con voi, e il 3 gennaio ci hanno detto no, è troppo tardi. Grazie. Ora rispondo alla prima. I voti non sono di Grillo, sono dei sardi. Questo lo dico perché ripetutamente anche sui giornali con grande facilità appare ora i voti di Grillo, ora i voti di Ladu che non si candida, chi andrà. Ladu di voto ne ha uno ed è il suo, tutti gli altri appartengono ai sardi, grazie a Dio, e i sardi hanno testa e capacità di valutazione. Il nostro compito è quello di presentare loro un progetto in cui possano desiderare di investire questo voto. Se saranno i voti di chi all'ultima tornata li ha dati al Movimento
e 5 Stelle saranno uguali a quelli di chi nell'ultima tornata li ha dati al centro-sinistra o li ha dati al centro-destra. Da questo punto di vista non esistono pacchetti, siamo noi che dobbiamo essere fedeli alle linee politiche che ci diamo. L'elettore ha il dovere di essere infedele quando le sue aspettative politiche sono state tradite, da qualsiasi parte siano state tradite. Il saluto alle coalizioni di sicuro, saluti a tutti. Saluto alle salute, ci tengo molto a dire salute e non sanità, perché altrimenti il mio assessore alla sanità alla salute mi corregge prontamente. Non è, il saluto ce lo siamo fatti reciprocamente tramite giornali, cominciamo già da subito a parlare di temi, quindi è la salute, diciamo, della Sardegna che dobbiamo costruire attraverso le proposte di governo, quindi non è la buona salute dell'uno o dell'altro, è la buona salute di un'isola. Io spero che tutti ce l'abbiano sempre presente nella progettazione che stanno facendo, noi di sicuro. Sulla questione di Bustiano Buonpostu sono molto meravigliata dell'uscita, credo che sia un fraintendimento giornalistico, se mi permettete, no, nel senso testuale. C'è un comunicato stampa dove c'è scritto testualmente quello che abbiamo riportato. Ecco, io fuori... sbaglio molte volte, ma non in questo caso. No, allora commento la cosa come fosse un virgolettato. La componente, diciamo, indipendentista di Sardegna Possibile, che è un terzo della coalizione, è quella di Progress, è molto grata agli altri indipendentisti, all'indipendentismo storico, per il percorso che è stato fatto sino a qui e per il fatto che spesso la loro azione politica ha tenuto accesa una fiamma che in tanti hanno cercato di spegnere negli anni. Ma siamo davanti a un cambiamento storico, un momento in cui molte cose devono essere riviste e modificate per poter essere trasmesse al futuro. Noi abbiamo chiesto loro, a Bustiano Buonpostu, come a Gabino Sale, come a tanti altri, abbiamo chiesto fate un gesto di generosità politica e anche generazionale, non candidatevi voi, candidate un giovane. E questa richiesta è stata considerata troppo esosa, quindi ritengo che quando non ci si accorda sull'essenziale è giusto che ciascuno prenda la sua strada, ma nessuno è stato cacciato da nessun tavolo. Si negozia quello che si può negoziare. Loro hanno un forte passato, noi vogliamo negoziare il futuro. Posso farci una domanda? Come definisce gli indipendentisti storici che vanno alla fine, come dicono loro, con i partiti italianisti? Degli infedeli, dei possibili visionari, dei furbetti che possono intuire di poter salire sul carro del vincitore? Non lo so. Sono scelte, io non mi sento, certamente le guardo con vera sorpresa, da indipendentista anche con un po' di sbalordimento, ma devo ammettere che questa legge elettorale forse ha lasciato anche poche scelte, nel senso che per partiti così piccoli e con numeri così insignificanti questa legge elettorale non consente probabilmente altra strada che l'accordo. È un modo un po' subdolo con cui i grandi hanno tagliato i piccoli cespugli. Fortunatamente per il tipo di progetto che stiamo costruendo noi questa ganascia, questa tagliola non è stata invalidante. Visto che state presentando tutti i 12 assessori, ne mancano penso 2 adesso, vorrei capire, supponiamo invece che il 17 febbraio sia necessario creare un governo di coalizione e non un governo di un vincitore. Cosa succede con questi 12 assessori? Avete messo in vetrina e poi rimettete il congelatore? Io non faccio oroscopi, quindi quello che succede il 17... prevederlo questo, non si trinceri sempre dietro, cioè, vada un po' al di là del tipo di visione va vista nella vita, e se no, la visione c'è, la visione è quella di andare oltre il 25, diciamo così, e credo che sia la visione di tutti quelli che stanno partecipando con qualche speranza. La visione è andare oltre il 25, prendere il premio di maggioranza e non dover negoziare,
perché questa legge è stata costruita così. Quindi diciamo che il problema di perdere in questo momento di perdere o di andare sotto questa soglia già insignificante, perché andare a governare con 25 mi sembra un atto di antidemocrazia, andare a governare con un quarto dell'elettorato è proprio chi ha costruito questa legge ha pensato evidentemente che le larghe intese dovessero essere la strada maestra per il governo dell'isola, e quindi se la domanda ha lo scopo di investigare se siamo disponibili a larghe intese, la risposta è no, nel senso che anche chiamarle larghe intese ci sembra curioso. In realtà queste intese, che abbiamo già visto nell'ultima legislatura peraltro, sono strettissime, sono intese tra pochi intimi che evidentemente non ci prevedono. Noi siamo l'elemento di rottura, il sasso nel meccanismo. Hai visto che è andata al di là di quello delle semplici dire non lo so, vedremo. Sì, però mi dia tempo, dottor Reimer, lei no, è che sempre... io vedo tutte queste conferenze stampa dove c'è un po' una litania che lentezza della politica che un po' comincia a infastidire anche a noi giornalisti, con sincerità. Sì, il suo fastidio è percepibile. Mi devi fare che posso fare domande che voglio io, non Certo. devo chiedere permesso a te sicuramente di fare domande. C'è qualche altra domanda? Dopo dottor Reimer il diluvio proprio. No, speriamo i voti, Ah, i voti sempre, li speriamo sempre, quindi. Va bene. Allora, grazie e ci rivediamo dopodomani per la presentazione del programma di Sardegna Possibile degli ultimi 2 assessori. Dopodiché, a Inantisi. Grazie.